essere venuti. E il grazie non è solo da parte mia e del gremio, ma anche da parte della signora che io ho qua vicino, che è Mile Scavizzoso, ed è la presidente del circolo Acrasia Maria Lari. Insieme non è qui per caso, insieme abbiamo organizzato un filmato che ci farà anche riflettere molto sui problemi, come dire, ecologici della natura, il contrasto al clima, la sostenibilità delle iniziative dell'uomo, che al momento vanno tutte a carico della natura che viene stravolta. Allora noi oggi questa giornata quindi la realizziamo e la dedichiamo all'autore di questo filmato, che è Domenico Rulli. Vieni Domenico. Domenico è un grande e notissimo fotografo naturalista che per tutta la vita ha fatto, come dire, fa altro di mestiere, però questo suo desiderio di raccontare la natura, gli animali soprattutto, lo ha portato a realizzare anche dei libri, dei piccoli documentari, riviste per riviste molto specializzate. E quindi lui è venuto da Nuoro per proporci questo film documentario con la sua signora, che ringraziamo di essere venuta. E faccio solo un breve ringraziamento per la presenza in sala di Irene Venturo, che è la presidente dell'Associazione dei Pugliesi di Roma, con la quale noi collaboriamo molto. Questo è il nostro pubblico odierno, Acrasia e Gremi. Acrasia e Gremi insieme, per la prima volta, insomma, da tanto tempo. Grazie a tutti per essere venuti. Allora, io quando ci ha contattato Domenico, ha contattato, insomma, nello stesso momento sia me che Antonio, abbiamo comunque accettato questa idea. Io sono cresciuta a Nuoro, quindi il monte per me, su monte, è proprio carico di ricordi, quindi solamente su monte io c'ero presenti, io sono andata tante volte a piedi, sia quando c'era la festa del Redentore, e addirittura c'era un periodo che facevo ripetizione a mio fratello, andavamo a Solotti a piedi e io sotto un albero facevo ripetizione, quindi insomma questo se lo ricorda ancora mio fratello. Quindi è molto importante questo, le persone di cui parli, io Nicola Porcu, insomma sono tutte persone che sono legatissime. Il monte per Nuoro è proprio, come dire, c'è un legame fortissimo anche per i problemi che ci sono stati dell'incendio, insomma, in cui fu distrutta tutta la vegetazione e il polmone, insomma, ecco, di Nuoro adesso. Qui c'è il Redentore, che è un'altra, insomma, cosa molto importante con la festa che c'è a fine agosto. Quindi, insomma, io non l'ho ancora visto e quindi sono molto curiosa, ma immagino, insomma, la bellezza. Grazie Domenico. Grazie. Allora, questo il significato profondo, secondo me, di questo film di Domenico è che lui riesce a trasmettere quello che lui sente per questo monte. Il Monte Ortobene non è un monte qualsiasi, no, lui ci riporta che grazie ad Eletta, per la quale ricorrono i 100 anni del conferimento del premio Nobel, grazie ad Eletta diceva che quel monte non era un monte come gli altri, era un monte che esprimeva... perché c'è... Sì, vabbè, sì, lo so, però scherzando. è per comunque indirizzare anche la vostra attenzione sul tema della preservazione della natura, della non aggressione alla natura. E lunare un duo versus, omine contivizza di saverra,
casa dimora tua è solo questa, cioè uomo, accudisci la terra perché è l'unica dimora che c'ha. Ecco, guardate il film anche sotto questo, seguite il film anche sotto questo punto di vista. E Domenico, il tuo... Intanto va a Cattaus, molto rapidamente perché magari poi non capita di parlarne, è necessario che faccia una brevissima premessa. Intanto l'unica cosa che non è cambiata da quando ho pensato il film è il titolo, Aumento reso morti. Tutto il resto è cambiato completamente. Ci ho lavorato 1 anno e mezzo, è il mio primo film, un po' mi ha rovinato col giovanotto lì, che l'ho visto lavorare, ha lavorato su di me e un po' me ne è venuta voglia, però mi sono mosso con molta cautela, nel senso che comunque le riprese, quelle della fauna la gran parte sono mie, ma le riprese ambientali invece sono di un ragazzo molto bravo che ha fatto anche il montaggio, che si chiama Daniele Brozzo. La consulenza che è stata fondamentale è di Ignazio Figus. Il film è prodotto dall'ISRE, dall'Istituto Regionale Etnografico della Sardegna. Ignazio Figus è stato per 20 anni il responsabile della cinematografia dell'ISRE. Io quando ho fatto la proposta l'ho fatta solo dopo che mi sono assicurato la consulenza di Ignazio, che è stato formidabile. Devo dirvi che all'inizio, fin in mesi cada cosa, e cammino se sta con il carico e poi è stata andata in un altro modo. E poi la chicca principale, Piero Varras. Piero e Piero purtroppo non è qui stasera, poi la mandiamo una fotografia per forza. Buona visione e poi a desappiare voi il canale. Grazie. Adesso facciamo la proiezione. A volta mi pare di essere visionante. Apostasi, esponenti che mi chistine, e non vivo che vi tutto vero. Sulla prima volta che me la beccassero l'avventore che studiava gli anni domenica
quando poi così stato adesso, bisogna sostrarre da Eneda, che il professore Pumio e sono andati a cubare e su casa mesa, della commissione, noi stavamo sul sistino. Dammi una cosa verità. Chi che stai distinto di quello del corpo? E non mi dite di cosa, ma di solito rischio praticamente. Gli spioni la fatto di stanza, gli spioni sono musei di morta, le assunte con gli adesivi, in mano, cara a cara, e ti può subire tutte le notizie di audio. E invece non ti attiva, non ti si chiede più, non può fare più. Tu capisci di cosa ti scrive la mano, dai scrivo di due cose, cosa per contenere la tua. E come tu ti scrivi di voi contrario. Sull'entore non si deve stare una cosa sempre, è un posto. E la posto che va a presente non vuole essere a Chievio, il disegno di Stato. Chi vi sta facendo questo? Tu ti scambiando la conferenza di De Martis, era un comitato di qualche persone. Capace però, le crede, di somigliare con il curriculum e di un ancora. E dunque, il giubileo di Cheto, precisava un giubileo dei corpi umani, e si può presentare sui greci, agli Appennini, che la regione era impesato l'aumento, un principe del sabato. Beh, a forza di guerra, usualmente ti toccava a Sardegna, un subcomitato durava l'esame a punta su e riuscì a più a tirare il numero, e dirlo in occhio. E Lucas, come te che ha fatto il suo direttore? Chi è lui che a fare? Chi lo poteva fare? E mascamento, in cave binare, in numero binare di livelli. Pensa che più penso che il comitato era a un artista estraneo, calabrese, che si chiamava di Sempliere. Binara suonava la scena di Cuba Venuta, che ne fa due, e binara anche io, che binara non vedeva, non volevo. Beh, vale non ripeto. Io sono binara diretto di ieri. Il corso dell'entorno lo devi fare benissimo. Chi non devi fare un anno, 7 metri, del bruso, e chi lo fa non devi aiutare, non ti spiega. Sul dinare di servire, perché servire lo suo materiale e lo suo operario. E mi sto per grazia, era in tutta la guardia. Il spettacolo non aveva questo traballo che mi balanzare, mi dava delle cucchiaie e prende con più pisare, che è più piccolare. E sopra, che lì è la magnata, inizio della musica. Deve che si pone a pedire in aria per due, e deve due su di nada di bava. A pacapato, però è di bava, ma non più bastante. Quando non hanno solo su 1500, stanno usando che roba, che è riuscire a concludere sopra il tutto. E al umano va bene una verità. La verità è che il numero vai a sempre di cui a terra non accade. Il diretto tu è prima a binare per esempio di un coro, chi utilizzava la famiglia di un coro, parte non utilizzava. Fatti sapere che è ultimo, tanto lo scorso non faremo mai posto capito, grazie a San Denaro, in San Della poesia, si storia, dello più figlio pastore Tutoreggio, conta che su 1870 aveva già abitato adesso pastore. Sa conca di Caluca Calapreda, che sono anni 60, quando arrivava a stare in un ario minuti, Salvietti di San Denaro, che è da poi cosa grande. E ma parlavo fino ai 50, va. Qualche cosa, la figura che è cara, quindi quando si muove, sempre inteso contro, che avevamo qui. E tanto la cosa c'è dalla lavoro a muro, non ti viene in cartografia. E quindi vai a mamma, babbo, parenti, lui non si conosce bene la fotografia del mondo. E tanto avevo visto da santo che magari un bambino nuovo, se mettessi vivo, piccolavano con la strada tanto prima. No, perché la mamma non prende, un bambino due hanno proprio una mamma no, non abbiamo lasciato tutti, come stanno curando.
Prima si era da volte, che da muro, e stava una curva a cagare, ma non è che non imparare lui. E dopo, che da muro, a quella, a Bocchetto, quando mai lui, che si parlava così. Quería improvisar su niño sabio, su indomable, y Dios tendrá el brazo y te dirá, así tarde nunca, comenzó un fare de Brasil, en nubes que dominan que quería prometer, a Dios poder, y te tapó a poder. Una vera tribuna del 97 che va tutto, vimos che fra che stiamo a parlare sul cultura del video, e noi questa è l'azienda del patrono delle forestali. Tanto sul muscolo film da più largo, e che abbiamo detto fu un momento pesante se grazie a Salfrodas. Non sembra su strauso e se lo sculto alla vita degli angeli, chi viti questo. Vedo una donna di Amazonite, in nome di una coppia parliamo di giusto, che parlava assistiva a forza con lei, San Benedetto e Benedetto. Appena esaminato il suo su un curto territorio l'estero spendento. Finito come Merola, San Guardia Campestre che c'era sempre che si mutiva a Camucollo, andava nel convindomo da nell'allarme. Sta via di sbocco, si vedeva frafragnata, fascioso, chi in suo fumo, chi non si poteva vestirare. Esattamente coprire dalla banda satira e desesperata. Tanto che è arrivato con il vedola, che dopo si monta, a bisacco, una brinca sopra questa coperta. E solo la campana andava a desespero, molto bisognerebbe comprendere che deve accudire loro. Esattamente spuzza, la dritta, e loro, a entrare questa chiesa e a sopra la taverna, prosicurare, sono con la barrata, da vedere, da giocare, da giocare, ma quindi si arriva a poco. Sono nel anno su tutto resto tale poco. Sono spizzino, sono femmine, se sono per uno dalla comunità nuove. Vai a solo questo sporco di vento e li davano sul lato verde. Quando dico minore, nonna Mimina e nonno Franceschetto mi piccava su monte a quella resistibile il soso. E stavo così notte, sapevamo che l'amore. I subiti barberi mi ha visto rignare un canichetto. E sa prima cosa che da via quando sono arrivato, anche se dare sospiro della sua schiotta o a sapere. Ma tutti no che avevamo si fora, a chi è va che ne collare salande, a chi ha puzzotto, insomma, tutto il bello ioco della volta. Una vita mi sto pare si fora quando ha cominciato a suonare la campana della chiesa, ma non finito un suono normale, un suono destro. E poi ho dormito gente correndo a cada banda e sta arrivando sul fuoco. Detto, Marina mea, ma motivo a questo un attimo di mistero a subito allora si può rilassare o non si sa sul mistero. E poi, dai, se non aveva scritto già sul prato verde. Arrivavo a cura varia gente di cada maniera, femminas, pizzinos, boches, ma più pure come la sua strada, ma la cosa che mi ha detto che uso di questo calore che io, naturalmente, che devo vestire, pare io, vestire di vetro. Ma quanto vale un uomo, si istituisce per l'orologio della frasca grande. Due secondi di vetro a fianco a suo pelo lungo e solo di notte che volava toccando a che io schermato. Male con Gianluigi, a serve un poco per la pistottata. Ma quanto vale un uomo, a firma più due e a fare l'operaio per non restare, secondo il campione, si torna il gallo fognante, si davanti alla sagreggia, casa Franz che viene arrivata senza la cura. Questo poco però è venuta a paragone di questo che su 1971. Su 27 agosto, che non ho vinto pure un da porta, e su Monte da Finale tutto. Il suo libro Il nuorese cuore della Sardegna scrive che questa strada del Soproccaglio, allontanata su una sopra l'altra, del
figuras de galacinía, mascamente pero contata de animales e monstruosos, come ti gustan desas presas fitas, che paren postos cue proprio per assustare cada estado che ricorda. In mezzo a tanta bellezza, sono anticos hanno separato come te roca più bella usando il nodo dell'anno. Lei ha battezzata Sabrina. Mi l'ha mostrata su Bustiano Zumboe, su Carolante, l'ultima volta che stiamo su monte, con tempo che pasca, che vi potuto parlare in tre foreste, che lui sul luogo più bello del mondo, come stava meglio. Carolato pedivo come mai, è a posto con suo nome, in un monte credo che pregas, ma è un piauso di Eusebio e mai andato. Fasatela su rocca, questa è Sabrina. Si parla di un nuovo reso che si è acquistato tutto che sorta bene, può essere Nicola Corpo su Cavalieri. A fianco a Cavalieri e conosceva tutte le storie, sono locos e sono secretos. Sa rocca del suo coro suo, vedi la rocca galena, il suo cavallo, sopra su cammino e se ne altai. Una rocca spantosa a blu, prima dei stampos e cada stampo primo di vilige, la nenda e flores. Quando l'acqua fotografavo, imparavo a sa rocca sua, variando una creatura, contento come che gli aveva fatto sul regalo più bello. Ma collaboro di 30 anni, ma mento che escluso, una paia volta si tornava alla cliccare, ma non sono riuscito alla cattare, caso spino si è scarmata a una cubata la cosa. Francisco Ciusa, in uno diario scritto a Zolvano, che saccata che sul libro dell'Isso dedicava a Issu, in suo capitolo pagine per un'autobiografia, conta Tamecando, il figlio di Nuda, ringraziava che suo scomparso la serrota e poi scalare a Montepalla del Castello, su monte più spettacoloso desorto bene. Fa che con una bella descrizione resa paura, quando tocca a stressare prende a terra a fianco dello scolatore di umano, proprio che poteva essere a salute. Però noi spizzino non volevano che una volta, si scalava di una prova di coraggio, che la prima volta bisognava fare accompagnato da un amico per mano. Pensando a questo, a dire una povera, appena scrompio a sorvegannos, la può forziare a Sagunza. La prima volta che sorziavo, prima dei succoladori, vi punazzi cutimene. Ma quando sono io e Susu, sono a parlare incantavo della bellezza del suo panorama. Da tanto, caratando, che gli aiutano a sorziare, però colare qualche momento è sopra della punta, più bella del suo monte colorito. In Sardegna, cada montagna saprate che sopra una vita, fino a sesto di Montichetto di Nuda, praticamente che sul lupo e su monte. Questa cosa, risolto bene, ha un valore diverso quando la nata che la sera lega, che imparava la schiatta e non potesse manco a pensare, che si stava l'unica femmina italiana che ha patalizzidio sul premio Nobel per la letteratura. Il Saviti Santo Previna è dovuto a viti cara su monte. Il suo libretto Paesaggi Sardi va una poesia intitolata Paesaggi di granito, in cui conta del spessamento che Cavalieri venivano a mente compiate sorto bene da esamentare di distanza sua. Ma solamente sparagola di classe lega, lo sorto bene, sono bussa che ha descritto in una lettera al suo poeta Salvatore Luglio. Poi, non vedi bella come la paragone su monte nostro chinatero montes, non facete. De orto bene vi dattune via, in tutto su mondo, e su coro nostro, s'anima nostra, sa strassa nostra, e scanto del mande de minore, de durche e de ranchi, de grisco e doloroso, uguale in noi. Hanno che su monte, zette in una rocca, hanno tanto incantata, sa luce desintrighino, paio de quel tutto da rocca. E s'anima mea, l'intendo manna e lucorosa, che isucheri, abbrazzando sul monte della barbaggia incantadora, che pare il suo ultimo lacane sul mondo. Custoso, su sorromento del suo monte che apportano i paradisos. Iacupi sul monte cantavo, sarei una bumbola tratta.
Questo applauso è la migliore testimonianza per il valore di questo lavoro. Allora, nessuno di noi è un intenditore, però quello che si percepisce da questo documentario è che tu hai realizzato forse il sogno della tua vita, lo dici anche, inizi con un sogno, come se fosse un sogno. È come se fosse questo, naturalmente noi ci lavoriamo a 100 anni, ma come se fosse un lascito, uso la parola, un testamento spirituale, perché attraverso questo filmato tu riveli, non è una rivelazione perché già nei tuoi lavori precedenti hai sempre dimostrato qual è stato il tuo amore per la Sardegna, per la natura della Sardegna, perché io insisto molto su questo punto. Lui è un fotografo naturalista, lui ci tiene molto alla natura, alla preservazione della natura, adesso poi ce lo direi meglio. Sì, un gran bel lavoro, Domenico. Io ti faccio i miei complimenti assieme a Live Scavizzosu, e adesso ci sediamo di là e magari ti facciamo fare qualche domanda dal pubblico. Sono due cose da qui sì. volevo dire. Ma io, perché alla fine, ve l'ho detto, è nata con un'idea, poi è stata un'altra, tutta un'altra cosa, salvo il titolo, però guardate che questo è molto significativo. Molto significativo. Iaio e Nepote sul monte che guardano a Nuoro. Allora, davvero io credo che sia stato un atto d'amore per restituire quello che il monte ha dato a me e a quelli di Salevanea, più o meno, con l'augurio enorme che possano essere così fortunati Piego e Cusso di Saleva sua. Credo che questa sia la chiave di lettura principale. Tra l'altro hai coinvolto anche tua moglie, mi pare di aver riconosciuto che quella signora che racconta l'incendio, no? Che c'ha la ragazzina il doppio vestito, che sono due non era come adesso. Guardate, quel particolare è un particolare che io trovo straordinario. Io ho saputo, mentre facevo le ricerche, che Domenica Merula ha detto a Pascale Cunetta: sali sul tetto e suona la campana di desispero. Lei, e io non lo sapevo, l'ho sentito quando l'ha detto di fronte alla telecamera, ha detto: per te sono solo, ma avete uno solo diverso. Lestro, una conferma straordinaria di quel fatto. Personalmente questo filmato mi coinvolge molto, intanto perché c'è la musica di Piero Marras, un carissimo amico, è stato spesso qui da noi esibendosi al pianoforte e cantando. E poi c'è questa bellissima poesia che spero non vi sia sfuggita, che è intitolata Promesse, ed è l'autore è anche lui un mio carissimo amico fraterno di Tirso Paese Mio, e quindi un po' di campanilismo non guasta, Giovanni Fiori, con questa bellissima poesia Promesse. E lui stesso si chiede: ma io cosa posso promettere? Io sono solo un poeta. È una forma retorica molto bella di dire: io sono poeta e vi racconto e vi faccio il mio racconto, come tu fai, tu sei un poeta qua, come racconti il Monte Ortobene e come ricordi, no? Ecco, e questo è importante. Poi un'altra cosa personalmente, e finisco, è che ricordi fra le immagini quella di Salvatore Mandironi, che è stato un grande personaggio politico sardo, ed è stato per 10 anni presidente del Gremio, dal 61 al 71, e forse è il presidente più importante che ha avuto il Gremio. Quindi Salvatore Mandironi è un nome a Nuoro
aggiungere due parole per Giovanni Fiori, perché è davvero importante, uno dei momenti più toccanti del dopo film. Giovanni Fiori ha una certa età, ma soprattutto ha importanti problemi di salute, non è potuto venire a vedere il film, non poteva visionarlo, e siamo andati a casa sua con Ignazio Figus e con Piero Marras. È stato un momento di una emozione straordinaria e di vivo. Ringraziare Domenico veramente per questo regalo, perché veramente è stato molto emozionante, perché molte cose di cui parla me le ricordo, cioè l'incendio del 71, io me lo ricordo che lo vedevo da casa, ed è stato veramente un grande dolore, cioè veramente vedere il monte così spoglio, però rivederlo così è una grande gioia, devo dire che insomma è un regalo per loro questo, insomma. Grazie, veramente grazie. Io vorrei sollecitare qualche vostra domanda. Anche, chi è comincia? Interventi che apparentemente si sono spostati dal film, voi non avete idea di quanto sono preziosi per me. Fanno seguito ad un incontro che ho avuto a Valghero. Alghero fa coppia con Carlo Ford per non sardità, dove sono andato apposta come banco di prova, perché io mi sono posto il problema: ma è oltre Nuoro? Avete risposto voi. E hanno risposto una coppia di milanesi che hanno scelto di abitare ad Alghero, hanno risposto lì dicendo: questo è un tassello di Sardegna, e la Sardegna è tanti monte ortobene. Per cui questa è una dimostrazione del rapporto sardo con la sua terra, in questo caso nuorese con l'ortobene. Ho l'occasione per dire che noi in questo evento, forse più anche di altri eventi, abbiamo fatto fronte ad una nostra missione, la missione dei circoli, che è quello di fare da vetrina alla Sardegna per indurre tanti di voi, sardi e non sardi, il mal di Sardegna, la voglia di andare a vedere nei propri occhi, di sentire i profumi, i sapori della Sardegna. Tutto questo è identità. Beh, se identità va bene, non è un'identità negativa, non è scontro con le altre identità, è un confronto con le altre identità. Quindi cogliete l'occasione per andare a visitare la Sardegna. Così come noi, poi dirà, e noi, grazie alla collaborazione del nostro segretario Ivan Meloni, da alcuni anni organizziamo dei viaggi in Sardegna, alle quali a questi viaggi partecipano soprattutto i non sardi. Ci va anche qualche sardo che ha bisogno quindi di ripassare il tema, però ci vanno non sardi, ci fanno volentieri, contenti. Per noi a circoli, diciamo, dei sardi emigrati in Italia abbiamo avuto insomma dei cambiamenti, penso siate stati avvisati. Noi abbiamo questo simbolo SEU che è nato da poco, insomma questa associazione, federazione che raggruppa per il momento 24 circoli di tutta Italia, ma che forse diventano 26, 28 adesso, insomma ci sono un po' di cambiamenti, e si sono staccati da una federazione che c'era prima, la Fasi, a cui noi aderivamo, ma con cui abbiamo avuto vari problemi durante un congresso ad Alghero, e quindi c'è stata una divisione. Diciamo che adesso noi siamo uniti e cerchiamo di andare avanti e di portare avanti anche quello che la Regione Sardegna finanzia in parte le nostre attività, ci chiede di promuovere il turismo e soprattutto la destagionalizzazione
Quindi queste cose che si fanno, che propone Ivan, ma anche noi alla Grazia Maria Lai, per esempio, essendo titolata Maria Lai, stiamo facendo un progetto di conferenze a Roma, e quindi di vedere per esempio un'opera che c'è alla Camera dei Deputati, e poi verso ottobre di fare un tour a Uruguay e vedere il Museo dell'Arte, delle cose, quindi insomma voi sarete avvisati di queste cose. Quindi diciamo è molto importante che la Sardegna appunto sia conosciuta e ci sono tanti sardi che stanno in Sardegna che non la conoscono. E hai pensato che questo documento, quindi ripeto la domanda di farlo girare nelle scuole, hai chiesto Ma ci sono le note amare, non è che mancano le note amare. Onestamente io mi aspettavo una mano di aiuto molto più consistente dalle amministrazioni di Nuoro, dallo stesso ISRE, dalle direzioni didattiche, da qualsiasi altra cosa. Il film lo sto promuovendo io. Questo onestamente, ovunque io l'abbia portato, il risultato è questo. Ovunque io l'abbia portato, non ho mai fatto un'esperienza del genere, il mio primo film, però rischio la presunzione, però vedo in giro con molto più enfasi lavori che hanno grandi nomi e non hanno Diego nella locandina, che sono costati dalle 20 alle 50 volte più di questo film e che riempiono sì o no una sala come questa. E non ho visto nessun movimento anche da organismi, per cui non è facile, Antonio, non è facile. Io lo posso anche fare, ma sono amico, preferirei farlo in un cammino in falada, perché questo film è stato ha fatto un pianone all'ISRE, c'è 24 anni a Nuoro, 24 anni, quello che è successo il giorno dell'inaugurazione del film non è mai successo a Nuoro, mai all'ISRE. Si colava su piedi, non restavano tutti, la gente in piedi, non era così, era così. Che non vai a lucuma perché stavate da che branco se non toccavano a terra. Ecco, dopo io mi aspettavo onestamente una mano d'aiuto più consistente. Cioè voglio dire, io ve l'ho detto, però io credo di avere le carte in regola per capire cosa ho fatto. Allora, quest'anno è il centenario di Grazia Deledda, del Nobel. Non c'è nessun'opera, Grazia Deledda è nuorese, non c'è nessun'opera che per quasi 10 minuti racconta com'era il monte ai tempi del Nobel, ma con persone che sono ancora vive, non gli iscritti di Grazia Deledda. Scusatemi, secondo me questo doveva essere al primo posto, questo doveva aprire i convegni. Come te chi n'accuto? Ma Deo so poeta, ma Deo so Domenico Ruglio, non ha un attimo numene, e pazienza, però abbiamo dannato smatissimo. Comunque mai mollare. Basta pensare a Saghello, l'italiana Grazia Deledda, che ha cominciato Ma non esiste nel mio vocabolario. Quindi no, basta pensare alla guerra che è stata fatta a Grazia Deledda quando ha cominciato a scrivere a Nuoro. Non vedeva l'ora di andare via, di venire a Roma per liberarsi di questa ostilità, di questi pregiudizi, no? Che aveva, era una ragazza giovane, figuriamoci a quei tempi. Però allora adesso dobbiamo andare a vivere. Vieni vive se fa. Uwe ikusten ziren, mentan
oh che la fa